Dopo mesi di negoziati e 2 riunioni ministeriali d'emergenza, i ministri dell'energia dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, un'intesa resa difficile dalla natura stessa della misura. I 27 hanno concordato un tetto a 180 euro al megawattora in caso di superamento della soglia per 3 giorni consecutivi. Da un punto di vista politico si tratta di un risultato importante, soprattutto per l'Italia, che con il governo Draghi era stato il primo paese ad avanzare questa proposta, misura sostenuta anche dall'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, è una vittoria costruita con molta pazienza, per la quale bisogna intanto ringraziare anche il governo precedente che l'aveva istruita. È una battaglia sulla quale l'Italia è andata avanti con determinazione e questo ha portato alla fine, nonostante ci fossero grandi resistenze, a portare tutta l'Europa su una proposta che insomma eravamo stati tra i primi, se non i primi, a fare, che è un enorme segnale per le famiglie e le imprese italiane ed europee e dimostra che insomma quando ci si mette un po' di determinazione, un po' di caparbietà, i risultati possono arrivare. Sono molto soddisfatta, devo ringraziare il ministro Pichetto, il ministro Fitto che ci hanno lavorato, il ministro Cingolani che ci aveva lavorato prima e ovviamente adesso si tratta di monitorare per una effettiva applicazione insomma, del tetto nei tempi previsti in modo rapido. Il tetto si applicherà a partire dal 15 febbraio 2023. Sui reali effetti del tetto sui prezzi del gas e sulle bollette di imprese e famiglie, le prime valutazioni sono prudenti, se non scettiche. In ogni caso, gli esperti riconoscono che l'accordo è un segnale importante per i mercati. Il messaggio è che l'Unione Europea non è più disposta a pagare qualsiasi prezzo.